Buonasera cari amici e cari amiche di Felici da Scoprire, questa volta dalla Pedemontana pordenonese, dal cuore delle zone montane della destra tagliamento, vicine alle Dolomiti Friulane, siamo passati ai Colli Morenici. Siamo a Colledo di Montalbano, questa sera vi racconteremo cosa succede alla taverna di Colloredo, un ristorante stellato, un'icona dell'accoglienza, della ricettività dell'alta cucina, ma anche dell'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, nella quale si assaggiano i lessi bolliti tradizionalmente in autunno e prima della primavera. Lessi bolliti che si differenziano per la cottura dalle carni grasse a quelle più magre, che vengono accompagnati con un brodo di coda di bue per renderli più gradevoli anche nell'assunzione. Sono portate che prevedono l'assaggio di 5-6 tipi di pietanze diverse, dal maiale al bue, alla mucca, al mandorlo. Da qui faremo un bel giro questa volta con una Seat Ateca, una macchina del gruppo Volkswagen, una Seat, un SUV quasi urban, ma in realtà un SUV abbastanza capiente e spazioso, che ha 150 cavalli di motore, diesel, 4 ruote motrici, una macchina spaziosa, una macchina molto ben rifinita, una macchina che poi possiede tutte le nuove tecnologie attive e passive di sicurezza che il gruppo Volkswagen pone sulle sue vetture. Una macchina che abbiamo visto anche scorrere elegantemente, l'abbiamo portata sulle nostre strade, andremo a fare un giro per Bosco Romagno, sulla costiera triestina, andremo fino ai confini con la Slovenia e li valicheremo senza dirlo però, ovviamente, perché non ci sono più confini, siamo tutti nella stessa Europa e con questo vedrete che vi siete di nuovo con noi e con voi sul 13 FVG da scoprire. Buona visione! Cari amici e cari amiche di FVG da Scoprire, è arrivato l'autunno, ci siamo vestiti, comunque lo spettacolo che proponiamo questa volta sarà veramente interessante. Proveremo questa simpatica Seat Ateca 2000 cm3, 140 cavalli, quello solo, ma anche una macchina molto sportiva, molto veloce e scattante grazie al cambio automatico della Volkswagen. Guardate che spettacolo, le lande carsiche che lo stesso colore, riportano lo stesso colore della macchina, quella della bellissima rossastra. Dietro di noi però lo spettacolo vero. Guardate il castello di Miramare, il porticciolo del geofisico sperimentale, tutta la riviera triestina, il fondo, il golfo di Trieste laggiù con Piazza Unità sullo sfondo, ancora sulla destra si vede dalla parte di Muzza, Capodistria, ma soprattutto si vede fino a Punta Salvore laggiù in fondo, qui sotto gli allevamenti di cozze e di mitili che sono appesi a questi galleggianti, a questi contenitori, messi lì per mantenere le reti vicine alla superficie, le navi che stanno per entrare in porto, ma giù in fondo Lignano Sabbiadoro, Grado, la riviera friulana, Monfalcone e di nuovo il Carso sopra di noi. Buona visione! Guardate che spettacolo la natura in questo Friuli Venezia Giulia da scoprire. Siamo sul Carso Triestino, stiamo salendo verso il Carso Triestino dalla zona del Faro fino a Contovello, fino a Santa Croce. Guardate che spettacolo! Sotto il riflesso del mare nel Golfo di Trieste e qui intorno a noi la natura che in autunno assume colori fantastici. Guardate che spettacolo, guardate il colore terra di Siena, in realtà siamo in terra di Carso e stiamo scendendo da Santa Croce verso la strada costiera, una strada un po' impegnativa come vedete, o passi tu o passo io, ma il panorama che ci permette di godere è fantastico. Guardate i colori di questa stagione autunnale, sono sempre molto brillanti. Scendiamo e troveremo delle balze veramente importanti su questa strada, che è una vecchia carreggia trasformata nel tempo in collegamento tra l'altopiano e la strada costiera. Guardate i bei colori che troviamo sul percorso. Siamo con la Seat Ateca 2000 cm3, 140 cavalli, il cambio fantastico della Volkswagen automatico permette a questa macchina accelerazioni importanti anche se è un vero fuoristrada. Poi ci sono tutti i comandi, tra i quali anche quello proprio per andare tra i sassi, per andare tra le balze, per scalare le rampe, perché questo è un crossover, una macchina abbastanza alta da terra, ma comunque anche molto stabile e comoda sulle strade normali. Guardate questa pineta mediterranea, vegetazione mediterranea, ecco, guardate che bello scorcio sulla riviera. Là c'è Monfalcone, più avanti c'è Grado e fino in fondo si vede fino ai palazzi di Lignano su quella punta estrema. Navi che sostano in mezzo al golfo e ancora un po' di foschia che riempie la pianura padana, la pianura friulana e le terre retrostanti la riviera friulana. Guardate che spettacolo questa costa, guardate che bello, il mare sferzato dalla Bora. Il golfo di Trieste è sotto gli allevamenti
di cozze e di datteri si bevono qui in questi galleggianti, ma guardate i colori, guardate il cofano di questa macchina, è più o meno come questa bellissima Edera Mediterranea, guardate che bello spettacolo, che colori fantastici. Ancora seguitemi un attimo che arriveremo a una discesa interessante e cercando di evitare la vigilanza che veniva su un po' sparata, ma capita, no? Qualche volta di fare le bizze anche se si è una divisa. Guardate che bello, guardate che bel posto, la strada parallela alla costa e la costiera che è sotto di noi, e fra un attimo arriveremo sulla rampa importante che ci porterà giù da basso in picchiata verso la strada costiera, la strada statale. Start stop, la macchina si accende a pulsante, la Seat Ateca 140 cavalli, 2000 cm3, mettiamo la retromarcia, un ottimo sistema di telecamere anche a 360 gradi ci permette di vedere cosa abbiamo attorno. Vedete quel muro, lo vedete anche qui nella ripresa. Questo è quello che c'è dietro la mia macchina. Usciamo da questa stradina che immette alla vecchia centrale idroelettrica del Carso e guardate dove ci troviamo, guardate che sorpresa, siamo sul golfo di Trieste verso la riviera friulana, verso Monfalcone, Grado e in fondo Lignano. Guardate che bella rampa che ci porterà giù fino verso il porticciolo dove c'è l'osservatorio geofisico sperimentale, passeremo sopra la ferrovia e scendiamo sulla strada costiera. Guardate che meraviglia di colori in questa stagione autunnale, guardate che spettacolo la vegetazione mediterranea in questo punto della riviera triestina, la riviera del Friuli Venezia Giulia. Guardate che bello, il golfo di Trieste si apre attorno a noi, ecco passiamo sopra la ferrovia e adesso siamo pronti, guardate che bello, a scendere in picchiata sulla costiera, guardate una macchina che se volendo potremmo far andare anche da sola, anzi quasi ci provo, vediamo se me lo permette. Ecco, in estate cruise control, guardate che ripida a 30 km/h, lei scende a 30 km/h, io non te lo sto toccando né il freno né l'acceleratore, guardate che macchina, guida lei, guardate, e la discesa è molto ripida, guardate ripida che pendenza che ha, mi sta portando giù a 30 km/h come le ho chiesto, senza toccare nessun comando. Se ci fosse una macchina ferma davanti a me allo stop si fermerebbe automaticamente, non posso pretendere tanto e frenerò io per evitare di farci male. Ecco, ben arrivati sulla costiera triestina, cari amici di FVG da scoprire. Bene cari amici e cari amiche di FVG da scoprire, oggi è giornata della festa degli alberi, andiamo a vedere cosa è successo nel bosco. Stanno facendo un'education per i ragazzi e ci autorizzano i forestali del Corpo Forestale Regionale, altrimenti qua non potremmo andare con questa interessante Seat Ateca 2000 cm3 di cilindrata, 140 cavalli, 4 ruote motrici permanenti, è un fuoristrada in tutti i sensi, ma anche una macchina molto comoda e anche molto bella da vedere, da usare, vedete, tetto apribile ed è un tetto finestrato per tutta la sua ampiezza, permette di vedere anche le cime degli alberi, permette di vedere il panorama, il cielo stellato la sera, le montagne quando viaggiate in posti fantastici come questo di Bosco Romagna. Guardate che bella vegetazione, che bella natura. La macchina parla da sé, è anche molto veloce sull'asfalto, comunque è un vero fuoristrada, comoda nelle strade piatte, asfaltate e lisce, tiene, viaggia, sale, si arrampica perché ha un sacco di regolazioni, compresa quella della neve, dello sconnesso, supera inclinazioni abbastanza rilevanti e anche del fuoristrada, come vedete qui. Start, la posizione sprint, la posizione veloce, marcia normale e marcia economica perché è anche una macchina risparmiosa, volendo. Facciamo manovra, guardate anche il sistema di telecamera della macchina a 360 gradi, ci permettono di vedere tutto quello che c'è intorno, di evitare ostacoli, ed ha anche un cruise control molto efficace e molto completo. Guardate il colore come si adatta bene a questa stagione autunnale, terra di Siena bruciata, l'abbiamo vista anche in altre zone, anche in Toscana, guardate che bella, guardate che cosa. Dicevo, ha la funzione economica, anche un econometro che permette di sapere se avete guidato in modo adeguato, se avete consumato troppo viaggiando, se il vostro piede è stato leggero adeguatamente.
un sistema che è quello ormai tipico Volkswagen, del cruise control, tutti i controlli, un cruise control che sulle strade normali rallenta la macchina se vede qualche ostacolo davanti, qualche altra auto che va più lenta di voi, e la fa ripartire appena la strada è libera. Guardate che spettacolo con le foglie che cadono davanti a noi, guardate che bel posto. Lo Scromagno è uno dei posti, siti tutelati dalla regione, è un sito di interesse naturale e ambientale, e adesso c'è una costruzione che è stata realizzata dai forestali, nella quale verranno fatti degli education per i bimbi delle scuole per tutto il corso dell'anno in un posto fantastico come questo. Venite a vederlo, venite in questo Friuli Venezia Giulia da scoprire. Seat Ateca, 1600 cm3, una macchina veloce, scattante, vivace, diverse funzioni di guida, economica, corsa normale, sport, fuoristrada, sconnesso, neve. Per adesso la situazione è buona, siamo nel Bosco Romagno e possiamo anche viaggiare. Guardate come corre forte, il cambio è il DGS automatico della Volkswagen e permette alla macchina anche di fare delle cose veloci come una berlina, una macchina sportiva in tutti i sensi, è un crossover divertente da guidare, tiene bene la strada, ruote da 18 cm3 adatte per l'asfalto ma anche per il fuoristrada, l'avete visto prima nel passaggio all'interno del bosco, ed è divertente, è una macchina bella e oggi la portiamo in un ambiente naturale veramente interessante, molto suggestivo, che è quello di Bosco Romagno. Dalla parte del parco siamo passati alla strada che collega i due versanti, la pianura friulana con il Collio. Stiamo scollinando e arriviamo nella zona di Prepotto, come vedete, comune di Prepotto, terra dello Schioppettino. Collio sloveno Oberda, una zona analoga e sinergica con la nostra, nella quale la produzione di vini sta crescendo, si sta sviluppando e valorizzando in un ambiente, un territorio veramente suggestivo. Molto bello da vedere, da visitare, da percorrere in macchina, come in bicicletta o piedi. Ci sono posti fantastici con paesaggi che si aprono man mano che si sale su una cresta, su una balza, su una salita e si scende dall'altro lato del versante, si trovano paesaggi nuovi e diversi, paesi che sono rimasti intatti, che sono stati preservati dal progresso fortunatamente, sono rimasti come originariamente erano, rurali. Il Lazio Bencò, il castello di Breda di Bencò, che lo vedete, c'è anche l'enoteca all'interno, gestita da Tommy Gonicek, che è un amico e collega cronista enogastronomico sloveno, il capo dei cronisti enogastronomici della Slovenia. Terre molto curate e i vigneti anche sono molto curati e molto ben tenuti e producono vini di qualità, prevalentemente vini bianchi, come un po' in buona parte del Collio, anche se anche i vini da uva Baccarossa ormai stanno crescendo pure in queste terre evocate a altro tipo di viticoltura. Guardate che spettacolo e guardate i colori d'autunno che si intonano benissimo a questa nostra Seat Ateca, color terra di Siena, color terra bruciata, metallizzato. Un crossover che va bene anche per andare a spasso tra questi ulivi, tra questi vigneti, tra i boschi di foglia caduca classici di questa area della Breda. Piero Zanini, icona della ristorazione, dell'attrattività di un territorio, quello del Friuli Venezia Giulia, che si è sviluppato ed è andato al traino anche della buona cucina e dell'alta cucina, è stato un biglietto da visita in tutto il mondo della nostra realtà. Piero Zanini, alla taverna di Collerio di Montalbano, cosa c'era prima in questa struttura? Prima, anticamente, questa era l'orangerie Le Serre del Castello. Poi negli anni 60 è stata trasformata dall'allora proprietario, il conte Riccardi, in una frasca, quella che oggi chiamerebbero un agriturismo, e questo fino al nostro arrivo, praticamente fino al 79, pertanto siamo appena entrati nel 40° anno di permanenza qui in taverna. 40 anni, la gran parte dei quali più di metà stellati. Sì, abbiamo avuto la fortuna che dal 97 la guida Michelin ci ha dato questa stella e poi siamo stati bravi a tenercela fino adesso.
Ma questa cucina che tu e Matilde avete sempre gestito, orientato e costruito anche attraverso prodotti del posto, perché qui dietro c'è un orto di 1500 metri quadri dove le erbe officinali ma anche gli ortaggi vengono prelevati e messi direttamente nel piatto. Hai allevato tantissimi chef ormai stellati. Beh, devo dire sì, senz'altro abbiamo avuto la fortuna in questi anni di avere tantissimi bravi collaboratori e abbiamo anche il piacere di dire che tantissimi poi hanno raggiunto il successo nel loro campo, cuochi stellati, manager, gelatai, pertanto c'è soddisfazione. Senti, l'alta cucina, però l'alta cucina, anche la cucina tradizionale, e in questi giorni è il periodo dei lessi e bolliti, è una tradizione di questo locale, fare un fine settimana dedicato a queste pietanze. Ma la nostra filosofia da sempre è stata quella principalmente di far star bene l'ospite e siamo sempre rimasti legati al nostro territorio ma anche a quelle che erano le nostre tradizioni. Pertanto lessi bolliti in un weekend all'anno ce lo dedichiamo per gli amanti della cucina, tra virgolette, di una volta. Senti, qua si ascoltano, ci vedono un po' tutti i personaggi, tutte le persone, anche chi non frequenta le cucine dell'alta ristorazione, ma neanche le cucine di casa, forse perché ormai non ha tempo. La differenza che c'è tra lessi e bolliti? Ma parte dal principio delle carni, le carni più grasse e le carni più magre. I lessi sono quelli che vengono messe le carni con l'acqua a freddo e poi portate a ebollizione per sgrassarli, mentre i bolliti l'acqua è già in ebollizione, viene messa la carne in modo che non venga estratto più di tanto il contenuto della carne. Quindi con rossi fermi e con rossi anche un po' briosi. Ma anche se non fa parte della nostra tradizione, sulle carni un po' grasse il lambrusco è il massimo. Oppure un rosso non troppo strutturato, un buon Pinot Nero friulano, un Cabernet Sauvignon. Senti, siamo in inverno, il piatto bandiera della taverna di Colloredo di Piero Zanini di questo periodo che lo siano lessi e bolliti. Cosa raccontiamo? No, ma lessi e bolliti è l'occasione di un weekend. Adesso siamo periodo invernale, verdure invernali, pertanto la nostra rosa di Gorizia che adesso sta avendo un gran successo e poi tutte le cose dell'orto in questo momento, verze, broccoli eccetera, un po' di carne di maiale, cacciagione, pertanto spaziamo in quelli che sono i piatti stagionali. È un vino tipico, tradizionale, che sceglieresti per questo? Anche il non nostro. Io dico quello che amo io, in questo momento c'è questa infatuazione per me per lo schioppettino, pertanto cosa c'è di meglio per queste pietanze autunnali, invernali, saporite. Bene, grazie Piero, grazie a voi, grazie a voi. E arrivederci in collina Morenica, Colli Morenici, Friuli Venezia Giulia, alla taverna di Colloredo. Attendendo la primavera.